lì, ecco sì, scusate. La maglietta dell'iniziativa Simon Kurremat, ma la cosa significativa è che È l'Atletica Vaticana, la sua squadra. mi permette di lasciargliela. Venga di qua. Iniziato questa avventura dell'asta proprio con un incontro con lei, da lei voluto, questa corsa che non poteva essere fatta fisicamente, l'abbiamo fatta che speriamo in futuro di poter fare, che doveva essere internazionale, con olimpici, paraolimpici, e che portava come sigla Currebant, che per quanti non lo sanno è una citazione del Vangelo di Giovanni e riguarda al sepolcro per l'incontro, quell'incontro, i chierichetti estivi, che allora fa le scuole medie superiori, gli ho fatto tradurre, esitazione. Simul currebant è corsa simulata. E quindi effettivamente ha ragione, perché è stata un po' una corsa simulata questa. Hanno avuto il Covid, quindi per impegnarsi continuamente tutto il giorno nell'interno di questa loro vocazione, che è una cosa non così negli occhi della morte. Loro hanno messo in pratica, e lei lo conosce bene perché è una latinoamericana, i registi sono un po' distribuiti qui a partire, sono stati quelli che hanno organizzato questo evento e sono da un lato di Paolo quando sta salutando a Efeso. Cari amiche e cari amici sportivi, buongiorno un'altra volta. Insieme il 20 maggio scorso abbiamo lanciato l'iniziativa sportiva solidale Oiranto Reda come sostegno e ringraziamento per due realtà in prima linea nell'assistere i malati di coronavirus, l'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo e la Fondazione Poliambulanza di Brescia. Oggi una rappresentanza del loro personale è qui presente. Benvenuti. E salutando voi, saluto tutti i vostri colleghi d'Italia e del mondo intero che lavorano con sacrificio accanto ai malati. Dio vi renda merito per il vostro impegno. E oggi desidero ringraziare anche tanti atleti di vari paesi che hanno offerto vari oggetti sportivi per l'asta solidale. Mi ha fatto molto piacere sapere che alcuni atleti hanno anche aperto la porta della loro casa per la gioia di un incontro diretto. E questo è importante. Aprire la porta della casa e aprire il cuore. È un segnale di ti apro il cuore. No? In effetti l'iniziativa Oiranto Reda ha fatto incontrare sullo stesso piano di dignità umana e sportiva campioni famosi e altri campioni che portano una disabilità che così fanno onore allo sport. Uno sport inclusivo, fraterno, capace anche di guarire ferite, di costruire ponti, costruire amicizia sociale. Questo, soprattutto per i più giovani, è un messaggio eloquente. E un vero sport sempre ha quella dimensione di amatorialità, l'amateur, no? È gratuito. Cardinale ha detto la parola gratuità. È proprio dello sport amateur, no? Sono contento che voi di Atletica Vaticana portiate avanti questo modo di vivere lo sport. Continuate così e auspico che possiate realizzare appena possibile il meeting
che era previsto per la scorsa primavera in collaborazione con la Guardia di Finanza, il Cortile dei Gentili e la Fidal Lazio. Intanto mi fa piacere offrire in un nuovo libro della Libreria Editrice Vaticana alcuni miei interventi sul tema dello sport. Grazie a tutti per quello che fate e per questo incontro. Con l'aiuto di Dio, Uiran Together, corriamo insieme per la fraternità e la dignità umana. Grazie.